Giro di boa, ultima del girone di andata, stanno facendo il loro ingresso in campo per 3 punti pesanti al Pala del Mauro di Avellino, Sandro Abate e Roma, 15° turno di Serie A quinto, benvenuti. C'è anche Fortino da quelle parti, in mezzo anche Riccardigno. Fortino si coordina con il sinistro, esterno della rete soltanto illusione del gol. La collaborazione di Di Luccio, altro tocco per Dimas, che praticamente se la trascina in out, e può ripartire la Roma, quindi capovolgimento di fronte, Fortino, Avellino con l'occasione, Riccardigno servito sinistro, tagliente ma che finisce in out dopo la deviazione, proposta sul destro, poi Sandro Abate che si riappropria della sfera, prova a ripartire con il gol di Dimas, il più classico dei gol dell'ex, assegnato da Sandro Abate, è 1-0. Riceve invece Isgro che punta l'uomo, poi se la mette sul destro, Isgro verso la porta, il palo pieno, occasionissima Roma, Cutruneo se la mette sul mancino, esplode il tiro verso la porta, deviato, prova lo scarico in verticale, Isgro è più bravo, Cutruneo verso la porta, Sarmiento col possesso del pallone, l'aggancio difficile di Biscossi, cosa? Ha preso Ducci, calcio d'angolo, Avellino, Fortino si coordina, la palla in out. Palla a cercare Fortino, aveva fatto tutto bene in questo caso la Roma. Palla scavata a cercare Victor Mello che si coordina ma non trova la porta. Dimas, Victor Mello e dall'altra parte Di Luccio, servito il numero 8. Victor Mello col sinistro, tagliente, che però Sarmiento tiene. La palla ancora a disposizione della formazione ospite, anzi di casa. Poi Victor Mello con la testa. Palla per Cutruneo, esce Victor Mello, la palla però è ancora a disposizione della Roma. Isgro davanti a Ducci, cosa? Ha preso Daniele Ducci. Cambia fronte per Everton, ha capito tutto Avellino e si è messo sulla linea di passaggio. Riparte Avellino, Avellino, Ducci, ancora Ducci, un fattore in più di un'occasione. Nel frattempo ancora la Roma che ci prova con la puntazza, un tocco di troppo e perde palla. Isgro si ferma anche lui, palla che torna a disposizione della Sandro Abate, ancora Everton con la punta, poi sulla ribattuta segna il gol del 2-0 il 22. Everton raddoppia la Sandro Abate. Sul punto di battuta in appoggio c'è Abate che si coordina, poi scarica, Alex rientra in campo, Alex, il tocco di Sarmiento a dire di no. Fine time out, dunque si torna a giocare con il possesso Roma. Cutrupi, Sarmiento ci prende un rischio importante, poi prova a scavare Alex, ma cosa ha combinato il numero 11? Un gol fantasmagorico di Alex. Ora l'appoggio verso Fortino, Everton più veloce di tutti, Everton si coordina, Everton, la conclusione alta, tagliente che non trova lo specchio. Fortino, altro appoggio, Biscossi, si coordina Biscossi e non trova la porta, una velocità asfissiante. Ducci che fa vedere la sua esperienza, serve Galletto di prima intenzione, il tiro verso la porta, esterno della rete. Nel frattempo Biscossi dall'altra parte, Biscossi si accende anche stavolta. Alex ancora da fuori, arriva il gong, il suono della sirena e dunque finisce il primo tempo fra Sandro Abate e Roma, risultato che dice 3-0 in favore dei padroni di casa. Tra poco nuovo innesto di quest'anno per la Sandro Abate, Isgro prova a tirare verso la porta, per una questione di centimetri non inquadra lo specchio. Palla per Galletto che fa sportellate con Avellino, perde il pallone la Sandro Abate, la riconquista la Roma. Avellino chiude per Fortino che se lo divora. Sul punto di battuta c'è Victor Mello col sinistro, la lascia lì, Alex con la punta, insacca a modo suo Alex, la doppietta personale, uno più bello dell'altro, i gol del numero 11. Alex la mette giù, prova a sgasare, Alex per la tripletta personale. Abate dentro da Alex, eccola la tripletta personale e il gol del 5-0 Sandro Abate. Mentre la Roma prova a rimontare e a fare qualcosa, Isgro se la mette sul mancino dopo il doppio passo, esterno della rete, la palla in out. Cutrupi prova a sgasare, ci prova da solo praticamente Cutrupi di questo secondo tempo. Frattempo Sandro Abate con il buon break a centrocampo, Everton, Alex, esce bene Sarmiento stavolta. Cutrupi, Avellino, Isgro, ancora la girata da Biscossi, l'ultimo tocco è di Ducci. Dimas, il tunnel di Abate, Dimas la lascia lì, calcio spettacolo, Abate, palla fuori.
Il tocco di Dimas e Abate che prova lo scavetto. Nel frattempo palla rimessa in gioco ancora Sandro Abate, botta a firmare il 6-0 per i padroni di casa. Palla dentro per Ceccarelli, Ducci. Roma che prova a farsi sentire con Biscossi. Balducci la fa sua e la rimette immediatamente in gioco per Biscossi. Servito, la stoppa col destro, Biscossi col sinistro, palla in out di Matteo Biscossi, che adesso riceve la finta, Biscossi con l'occasione, Ducci. Altro scarico, poi la verticalizzazione, Darici con il pallonetto che non arriva in porta. Marcelo prova lui a prendersi la responsabilità e la porta via Botta, e quindi un 3 contro 2. Botta con la chiusura verso Abate, la palla rimane lì, se lo divora Dimas. Di Eugenio, ancora da Ricardinho che punta l'uomo, poi prova il tiro con calma, il triplice fischio del signor Manzione, la sirena, il gong, il termine della gara fra Sandro Abate e Roma. Il saluto dei protagonisti in campo finisce 6-0 per la Sandro Abate. In gol la tripletta personale di Alex e poi Dimas, Everton e Botta.